Allora, io e Ipo siamo arrivati da Trento ieri sera e oggi siamo ospiti degli amici Giuseppe e Lucia alla Masseria Sant'Elia. Sul web si trova Oasi Masseria Sant'Elia. È una struttura che è stata creata, inventata in questi anni partendo da un'antica masseria che era qui in loco e è il centro di attività culturali che interessano sia l'etnografia, sia l'archeologia, ma anche la fede attraverso i pellegrinaggi che vengono organizzati. Infatti ci troviamo qui sul tracciato di un tratturo che passa di sotto e che poi prosegue per il centro del comune di Casalbore. Questa è una pergola, una preula in dialetto, ancora carica d'ua. Questo è un murales che è stato fatto recentemente, un noce che ha qualche anno d'età, è ancora in salute. Questo è un anello, in dialetto era Lucate Niedro, a cui si legavano le cavezze di cavalli, muli, asini. Questo invece è un attrezzo di lavoro. Serviva per curvare i giochi dei buoi, quindi è un curvaturo. Serviva anche per raddrizzare i pali che erano storti e i manici di zappe e altri attrezzi di lavoro. Questa masseria ha una lapide che riporta il 1797 come anno e sarebbe appartenuta alla famiglia De Martino. Ecco, secondo quello che mi dice Giuseppe, la masseria era più antica e i suoi antenati ne sarebbero venuti in possesso nella seconda metà dell'Ottocento. Questo è un portale molto interessante e davanti alla porta c'è una tendina contro insetti e mosche che vorrebbero entrare. Questo è un posto da sedersi, è fatto con una trave, Montegalvo sedeturo, a Casalbore assettaturo, ma si poteva chiamare pure chianga. Sì. Questa è la bagnina, è una bagnina di ferro zincato. Questa è la croce viaria che indica i vari percorsi che i pellegrini e anche i visitatori di questa masseria possono fare. È stata questa croce posta qui dall'amico titolare Giuseppe Resce e lui ci può illustrare l'attività che sta facendo per promuovere sia un'attività di fede ma anche culturale. Però il nord è indicato alla nostra La croce viaria è stata appunto ideata per tutte le persone che camminano e raggiungono questo luogo, dove viene indicato i chilometri ancora che devono percorrere per raggiungere l'obiettivo che si sono prefissati. Quindi abbiamo da Roma a Canterbury, Santa Maria di Leuca, Monte Sant'Angelo, Gerusalemme, Santiago ed altri. Ultimamente abbiamo avuto un buon afflusso di pellegrini che vengono da Roma diretti sia a Monte Sant'Angelo percorrendo la via Michaelica,
sia la via Francigena, Traiana per Brindisi, che poi una volta raggiunto Brindisi o Sant'Emilia dell'Euca si imbarcano per Gerusalemme, Quindi per i luoghi santi. per i luoghi santi. Sì. Bisogna aggiungere che Giuseppe, per fortuna sua e nostra, non è solo, ma è aiutato dalla signora Lucia, sua moglie, con cui porta avanti con grande passione e amore questa attività. Sì, cerchiamo. E quello che noi speriamo è che i semi che lui sta gettando, sta mettendo a dimora da anni, poi daranno i loro frutti. Speriamo, noi cerchiamo appunto di valorizzare il territorio con varie iniziative, varie attività, sia culturali, gastronomiche, cercando di recuperare i piatti antichi contadini delle nonne, cioè tutto ciò che valorizzare l'ambiente, la natura, i siti archeologici, le località di un certo rilievo. E questo. Va detto che alle spalle della oasi Masseria Sant'Elia c'è la necropoli. Esatto. Dei Sanniti, la necropoli sannitica, e quindi probabilmente potevano essere qua popolazioni dei Pentri, dei Frentani, Esatto. e quindi lui fa anche da guida alle persone che sono appassionate di archeologia e incuriosite da questi posti carichi di tanta storia. Esatto. Tanta Perché storia, tanta. Casalbore è un paese carico di storia. Vi sono campi coltivati che sono sotto la tutela della soprintendenza di Avellino, Salerno e Benevento, perché ci sono reperti accertati e intanto mancano le risorse per fare scavi, per recuperarli, per studiarli e per esporli nei musei. Oggi è una giornata magnifica e va detto che anche il circondario è molto bello, quindi uscendo da questo cortile che è davanti alla masseria, che è un cortile storico e tutelato anch'esso dalla soprintendenza assieme alla masseria, è un pavimento antico, in dialetto si chiama la seucia, cioè è un pavimento fatto con sassi di fiume, quindi è un selciato, quindi fatto con sassi di fiume, molto bello, e quindi non si può asfaltare qui, non si può cementificare, no. E per fortuna nostra, perché così possiamo vedere come erano certe opere viarie antiche. Ecco, questo è il locale che fa da ristoro, quindi questa è l'insegna, Masseria Sant'Elia, ospitalità del cammino, via Francigena, Micaelica, viabilità antica, e questo è la via Michele, è San Michele Arcangelo. Questo è San Michele Arcangelo. Un'altra pietra scritta, Masseria Sant'Elia 1797-2017, ricordo Giuseppe Resce. Questi sono dei fiori stupendi, creste di gallo. Ecco, adesso andiamo a riprendere una pietra antica molto importante nella civiltà contadina, che è l'utufo. Ecco, l'utufo era un sasso che ha un foro in cui si metteva una corda, una fune di canapa, che era agganciata al collare
di una coppia di buoi o di muli o di qualche asino, e veniva trascinata questa pietra sull'aia su cui si trovavano i covoni, la pisatura.